Buongiorno a tutti, sono Quintavalle Tommaso, istruttore WISP. Vi do il benvenuto ad una nuova lezione di ginnastica per noi di una certa età, progetto della WISP per il quartier San Paolo. Anche oggi iniziamo la nostra lezione con un po' di riscaldamento che facciamo in piedi. Cerchiamo da subito quindi di metterci comodi ma stabili, con i piedi leggermente divaricati, e facciamo dei movimenti molto dolci della testa per scaldare la muscolatura del collo. Ciliegie. Le ciliegie sono un frutto goloso, ma amico della linea e ricchissimo di virtù benefiche. 100 grammi di ciliegie contengono solo 38 calorie. Inoltre hanno buone dosi di melatonina, una sostanza naturale di norma prodotta dalla ghiandola pineale, che ha il preciso compito di regolare i cicli sonno-veglia. Per questo mangiarne una discreta quantità ogni giorno può aiutare a riposare meglio, aumentando la secrezione della melatonina da parte dell'ipotalamo e contrastando così l'insonnia. Pur contenendo un discreto quantitativo di zuccheri, le ciliegie hanno un basso indice glicemico, vale a dire che sono un tipo di frutta che alza poco la glicemia e sono dunque ben tollerate dai diabetici e da chi deve dimagrire. Per usufruire al meglio dei positivi effetti delle ciliegie, meglio mangiarle lontano dai pasti. Uno spuntino con questo frutto sazia, quindi va bene per chi non vuole ingrassare, e soddisfa la voglia di dolce grazie al fruttosio, zucchero a basso indice glicemico che non impenna la glicemia. Consigliabile anche ai diabetici, naturalmente senza abusarne. Piselli. I piselli vantano diverse proprietà benefiche che derivano dalle sostanze nutritive e i principi attivi in essi contenuti. Sono dei legumi particolarmente leggeri e digeribili rispetto ad altre varianti e solitamente non danno alcun problema di areofagia o meteorismo. Quelli freschi sono ricchi di sali minerali, vitamine e acqua e dispongono di fibre utili per il benessere intestinale e per contrastare eventuali casi di stitichezza. Hanno potere antiossidante e contribuiscono a saziare. I piselli aiutano inoltre a tenere a bada il colesterolo e anche la glicemia e sembrano essere anche alleati di cuore, circolazione e sistema immunitario, grazie alla presenza di clorofilla che stimola la produzione di globuli rossi. Questi piccoli alimenti sono poi diuretici e grazie alla presenza di fitoestrogeni, ovvero estrogeni di origine naturale, possono essere utili ad alleviare i disturbi tipici della menopausa. Se volete utilizzare i piselli al pari di una verdura, potete scegliere la variante fresca, tipica della primavera. Se invece, magari perché vegetariani o vegani, vi interessa di più sfruttare il quantitativo proteico dei piselli, scegliete la variante secca. I piselli secchi, infatti, proprio in quanto disidratati, sono maggiormente concentrati non solo per quanto riguarda sali minerali, tra cui ferro e fibre, ma anche per le proteine. Iniziamo guardando con lo sguardo e quindi ruotando la testa da un lato. Io inizio a guardare verso destra, per poi tornare con lo sguardo frontale e lentamente ruotare il capo e andare a guardare la mia sinistra. Di nuovo torno frontale e continuo questo movimento alternando una rotazione, quindi con lo sguardo che va verso destra, una rotazione con lo sguardo che va a sinistra. Le spalle sono più o meno ferme, sempre rilassate. E se sento che questa mattina sono sciolto, posso provare a aumentare un pochino l'ampiezza di questo esercizio e per farlo guardo, butto l'occhio alle mie spalle, portando quindi bene il mento sopra la spalla, allungo, aumento l'ampiezza dell'esercizio e allungo di più i muscoli del collo. Bene, torniamo con lo sguardo frontale e alterniamo il movimento in cui abbiamo guardato a destra e a sinistra a un movimento in cui guardiamo in alto e in basso.
Quindi lascio che la testa scenda verso il basso, guardo giù per terra tra i piedi e poi lentamente risalgo con il capo, guardo davanti a me e proseguo guardando un po' verso l'alto, verso il soffitto. E di nuovo scendo con lo sguardo, vado giù verso il basso e alterno questi due movimenti. Con attenzione risalgo con calma, lentamente, e vado a guardare su senza sforzare il collo. Sempre lentamente scendo col capo, vado giù e posso provare ad avvicinare un pochino il mento al petto, sentire che si allunga bene i muscoli posteriormente al collo. Ancora qualche movimento. Guardando verso l'alto e poi verso il basso. Ok. E torno con lo sguardo frontale. Un ultimo movimento che completa questi esercizi che abbiamo appena fatto, movimento di circonduzione, quindi muovo la testa utilizzando lo sguardo a disegnare, in modo da disegnare un cerchio con la punta del naso. Parto guardando su verso l'alto e scendo con lo sguardo lateralmente, quindi io scendo e guardo da un lato, nella mia sinistra, proseguo il giro, vado a guardare giù per terra verso i piedi e risalgo con lo sguardo a destra. Ripasso per su verso l'alto e proseguo questo giro che cerco di fare lentamente per evitare di avvertire un senso di vertigine. E un altro modo per evitare questa sensazione fastidiosa è quella di, dopo 1 o 2 giri, invertire il verso dell'esercizio. Quindi giriamo essenzialmente dal lato opposto. Ancora qualche movimento, se ce la sentiamo bello ampio. E torno con lo sguardo frontale. Andiamo adesso a lavorare un pochino sulle spalle, quindi facciamo un esercizio che già conosciamo. Entrambe le spalle con le braccia rilassate lungo il fianco, quindi senza un eccessivo impegno. Iniziamo a muovere le spalle e le portiamo un pochino verso l'alto, poi un po' in avanti, un po' giù verso il basso, indietro, come se le stessimo sgranchendo. Non serve sforzare, basta solamente muovere un po' le spalle, iniziare a attivarle. Non è un movimento molto ampio, non ci stiamo ancora scaldando, ecco. Okay. Per aumentare un pochino l'ampiezza di questo esercizio, adesso possiamo portare le mani sulle spalle o vicino alle spalle. I gomiti li usiamo un po' come delle lancette, ci indicano dove andare. Partiamo con i gomiti che puntano giù verso terra e facciamo salire i gomiti posteriormente, quindi apriamo il petto, salgono dietro e poi si spostano in avanti per scendere. Iniziamo pianino, il movimento dei nostri gomiti sarà limitato, le spalle li seguono, quindi quando porto i gomiti in avanti, per esempio, le spalle si spostano in avanti. Quando scendo con i gomiti giù che puntano verso il basso, le spalle scendono. Quando apro dietro, si apre il petto, le spalle si spostano posteriormente.
Facciamo un po' di queste ripetizioni, sempre senza sforzare, stiamo attivando un po' alla volta. E adesso andiamo a rilassare di nuovo le braccia lungo i fianchi, le spalle, sgranchiamo un pochino. Ci prepariamo a ripetere questo esercizio, ma invertendo il senso di rotazione. Quindi riportiamo le mani sulle spalle, i gomiti di nuovo puntano giù verso il basso, questa volta però salgono davanti, quindi li porto prima in avanti, poi su, se riesco, verso l'alto, come a stiracchiarmi, scendo con i gomiti dietro la schiena e tornano giù. Ripeto il giro, salgo davanti, vado su verso l'alto, scendo dietro. Ecco che già con questo movimento stiamo facendo appunto un movimento un pochino più ampio, sempre senza sforzare, ma naturalmente stiamo guadagnando spazio con il nostro corpo a livello delle spalle. Ancora qualche ripetizione. E di nuovo rilasso, scendo giù con le braccia lungo il corpo e sgranchisco un po' le spalle. Siamo pronti adesso a fare un movimento ampio, quindi in cui andiamo a guadagnare bene spazio. Ormai abbiamo già mosso le spalle, le abbiamo scaldate. Per farlo lavoriamo un braccio alla volta. Io parto col braccio destro, lo lascio disteso lungo il fianco e sempre col braccio disteso porto la mano dietro a salire dietro la schiena per poi proseguire la corsa, andare su in alto e farla scendere davanti a me. Continuo questo movimento in cui la mano va a disegnare un bel cerchio ampio sul mio fianco. Non dovrei avere problemi a scendere col braccio in avanti fino a giù. Un pochino più difficoltoso è portarlo bene dietro e su in alto. Senza sforzare, cerco gradualmente di andare ad aumentare l'ampiezza di questo esercizio e quindi idealmente di andare a disegnare un cerchio più grande, il più ampio possibile. Per aiutarmi posso assecondare il movimento con la spalla, portarla dietro nel momento in cui il braccio sale posteriormente, quindi vado anche a ruotare un pochino il busto. Un ultimo giro e faccio scendere il braccio giù lungo il fianco, rilasso e sgranchisco un po'. Lo ripetiamo dall'altro lato, quindi braccio sinistro per me questa volta, sempre giù lungo il fianco, inizia a salire posteriormente, si porta su in alto e va a scendere in avanti, proprio come prima. E proprio come prima devo lasciargli qualche ripetizione, qualche giro per guadagnare spazio, per sgranchirsi. Inutile sforzare subito, diamo il tempo al nostro corpo di abituarsi al movimento e di lasciarci naturalmente lo spazio. Dopo qualche giro posso provare con la mano sempre a disegnare questo cerchio il più ampio possibile, quindi di nuovo vado ad ampliare il movimento. Sarà un pochino più difficile salire posteriormente, mi aiuto ruotando un po' il busto, lasciando che la spalla vada dietro, accompagni il movimento del braccio e su bene in alto se riesco. Un ultimo giro e posso rilasciare il braccio lungo il fianco, rilassare e sgranchire un po'. Ecco il quiz di questa settimana. Ascolta bene, annota quante più informazioni possibili e poi telefona al 335 5419 388 il venerdì dalle 13:30 alle 14:30. Sarai tu il vincitore di oggi? Riprendiamo il braccio di prima, che nel mio caso era il destro. Rifacciamo questo esercizio invertendo il giro. Quindi il braccio disteso lungo il fianco è sempre
rilassato, lo facciamo salire davanti a noi questa volta. Va su bene in alto e poi, per quello che riusciamo, lo facciamo scendere dietro al corpo. E ripetiamo. Lo facciamo salire in avanti, lo portiamo su bene in alto e lo facciamo scendere dietro. Siamo già caldi, quindi potremo probabilmente già riuscire a fare un bel movimento ampio. Un po' di attenzione che col braccio alto, quando scende dietro, è il punto più delicato, più difficile da raggiungere, ma senza sentire dolore e fastidio possiamo provare a mantenere ampio il movimento in questo punto. E poi, finito il giro, abbassiamo il braccio, rilassiamo, sgranchiamo un pochino. Cambiamo braccio così da concludere la sequenza. Braccio sinistro è disteso lungo il fianco, sale davanti a me. Lo porto su in alto e lo faccio scendere dietro. Mi do qualche ripetizione per sgranchirlo, per guadagnare spazio. E poi provo a disegnare un bel cerchio ampio e quindi a allargare bene, soprattutto come prima, quando il braccio da alto va a scendere giù dietro. Ancora qualche ripetizione e con un ultimo giro poi porto il braccio giù lungo il fianco, rilasso, sgranchisco. Abbiamo lavorato bene sulla mobilità delle spalle, adesso le lasciamo un attimo da parte e continuiamo a scendere lungo il nostro corpo. Attiviamo i muscoli dell'addome. Per farlo, come nel primo esercizio, andiamo a ruotare la testa, ma questa volta anche le spalle, e quindi volgiamo il petto a un lato. Io inizio a ruotare verso destra, quindi sguardo e spalle vanno a guardare alla mia destra, per poi tornare indietro lentamente, guardare di fronte a me e proseguire il giro ruotando a sinistra. Perfetto. Sguardo e spalle guardano a sinistra, per poi, arrivati nel punto in cui sento che il movimento si ferma, tornare indietro. Alterno, quindi torno alla mia destra e ripeto, alternando prima un lato poi l'altro. Per ampliare un pochino l'ampiezza del movimento, per renderlo un pochino più ampio, posso utilizzare lo sguardo. Quando ruoto, guardo dietro di me, la testa che ruota e va a guardare dietro, dall'input a tutto il corpo a ruotare. Ancora qualche movimento. Adesso che sono un po' più ampi, proviamo a farli controllando un po' il respiro, quindi ruoto, butto fuori l'aria, cerco quando contraggo di buttare fuori l'aria, per poi rilassare e inspirare quando torno frontale. Di nuovo ruoto di lato, contraggo, butto fuori l'aria, torno a guardare davanti a me, rilasso, inspiro, riempio i polmoni di aria. Ultimo movimento, ruoto, butto fuori l'aria, torno frontale, inspiro e rilasso. Mettiamo adesso le mani sui fianchi, cerchiamo una bella posizione stabile, divaricando un pochino i piedi, che andiamo a lavorare sui fianchi. In particolare le mani ci aiutano, appoggiate qui sulle ossa del bacino, a sostenere il peso delle spalle, del resto del corpo e a caricare meno sulla schiena. Da questa posizione oscillo leggermente col bacino da un lato e poi dall'altro, così come una campana, un campanaccio. All'inizio mi muovo poco, ascolto il mio corpo, sento se c'è qualche tensione di troppo,
Sicuramente si sta allungando i muscoli qua del fianco, quindi sento il fianco che si allunga un pochino. Va bene l'allungamento, cerco di non sentire dolore o fastidio in questo movimento e pian pianino, se il corpo me lo permette, aumento l'ampiezza. Mi dondolo un pochino di più da un lato e un pochino di più anche dall'altro. Ultimi movimenti. Nel frattempo sento anche qualche scrocchio e torno su dritto. Aggiungiamo a questo movimento di oscillazione destra e sinistra anche una leggera oscillazione in avanti e indietro, per cui facendo un movimento completo vado a disegnare una specie di cerchio con il bacino che si sposta di lato, in avanti, dall'altro lato e indietro. Se voglio aumentare un pochino questo movimento di ampiezza, posso far spostare il bacino un po' di più indietro. Le spalle per bilanciarmi si spostano in avanti, per cui mi piego un pochino per mantenere l'equilibrio, ma aumento l'ampiezza del movimento e quindi anche della mobilità della colonna sul bacino, nella parte bassa della schiena. Abbiamo fatto qualche giro in una direzione, proviamo adesso, mantenendo lo stesso esercizio, a invertire la rotazione. Quindi giro dall'altro lato. Come al solito faccio attenzione alla schiena nella parte bassa, se mi dà fastidio allento un pochino, diminuisco l'ampiezza di questo movimento. Particolare attenzione da fare quando porto il bacino in avanti. Se sento fastidio, sforzo di meno e torno su dritto. Proseguiamo scendendo lungo il nostro corpo, un piccolo esercizio per scaldare anche le gambe. Lo facciamo se possibilmente con un supporto che è vicino. Noi abbiamo una sedia, qui nel caso dovesse servire possiamo usare un tavolo o qualunque altro supporto. Si tratta semplicemente di fare un passetto in avanti con una gamba e poi tornare sul posto e cambiare gamba. Facciamo un passetto con l'altra gamba in avanti e torniamo sul posto. Alterniamo quindi un passo con la destra e un passo con la sinistra. Non serve fare un passo molto ampio, basta poco. L'importante è, ogni volta che abbiamo finito di fare un passo, ricercare l'equilibrio e tornare indietro. Quindi passo in avanti, cerco bene l'equilibrio, poi spingo indietro e cambio lato. Ancora qualche passo, sempre alternando destra e sinistra. E mi fermo. Okay. Sempre se c'è bisogno col supporto della sedia, posso, ad aiutarmi a avere l'equilibrio, vado a lavorare sulla mobilità del bacino e del ginocchio. Per farlo sollevo il tallone di una gamba, vado in punta di piedi, ottimo, e col il mio ginocchio, che adesso è davanti a me, lo uso come riferimento, lo porto all'esterno, quindi vado ad aprire, benissimo, lo riporto frontale e lo faccio scendere all'interno, quindi vado un po' a chiudere. Torno col ginocchio in avanti e proseguo questo movimento in cui apro il ginocchio da un lato e lo chiudo dall'altro all'interno. Apro all'esterno e chiudo all'interno. Ancora qualche ripetizione e appoggio il piede, cambio lato, ripeto lo stesso esercizio, per cui sollevo il tallone, rimango con la punta appoggiata a terra, il ginocchio che adesso ho di fronte lo porto all'esterno aprendo e poi
all'interno e vado a chiudere. Prima un lato, poi l'altro. Sento come da un lato internamente si allunga un po' la coscia fuori, invece quando apro l'esterno la coscia all'interno, sempre opposto al movimento. E appoggio il piede. Un ultimo esercizio di mobilità lo facciamo per i polsi, quindi lavoriamo con una mano dentro l'altra e delicatamente facciamo sì che una mano aiuti l'altra a piegarsi e poi si ricambi il favore tornando indietro. Quindi aiutiamo le mani a flettersi a vicenda e nel frattempo, se riusciamo, facciamo anche un movimento circolare, perfetto, che vada sempre con attenzione, sempre dolcemente, a mobilizzare i polsi. Ok, ultimi movimenti e possiamo slegare i polsi e rilassare. Riprendiamo qualche esercizio per le braccia, poi ci andremo a sedere e faremo esercizi più per la parte inferiore. Sempre per lavorare sulla mobilità, con entrambe le braccia facciamo un movimento alternato. Un braccio lo faccio salire un pochino in avanti, l'altro invece un pochino indietro. Arrivo con le mani più o meno all'altezza delle spalle e scendo e inverto, porto l'altro braccio avanti e quello che prima era avanti indietro, quindi come in un pendolo li faccio oscillare in direzione opposta. Salgo quello che riesco senza sforzare troppo, lascio che le spalle accompagnino il movimento e quindi che anche il busto ruoti un pochino. Sarà più facile portare il braccio alto davanti che dietro, è normale. Ancora qualche movimento. E posso di nuovo rilassare le spalle, sciogliere i muscoli sgranchendo un pochino. Ok. Un ultimo esercizio da fare sempre in piedi. Cerchiamo una bella base di appoggio, quindi divarichiamo un pochino, dobbiamo sentirci ben stabili. Se prima abbiamo oscillato con le braccia avanti e indietro, adesso invece li usiamo per oscillare facendo una torsione del busto come nell'esercizio di prima. Una mano si apre lateralmente e va davanti, l'altra va dietro, per poi tornare sempre con le braccia alte, frontali, e girare ancora dall'altro lato. Le braccia adesso ruotano come se fossero su un piano, quindi stanno sempre più o meno con le mani all'altezza delle spalle, però prima ruotano da un lato, si attorcigliano, diciamo così, in un verso e poi, perfetto, dall'altro verso. Il busto accompagna il movimento e gira insieme alle braccia. Ci stiamo un po' abitando come una vite, come ok. Ancora qualche movimento. Una girandola, non mi veniva. E possiamo rilassare di nuovo le spalle giù e sciogliere le braccia. Due esercizi che ci hanno fatto lavorare un pochino qua nella parte alta. Ecco il quiz di questa settimana. Ascolta bene, annota quante più informazioni possibili e poi telefona al 335 5419 388 il venerdì dalle 13:30 alle 14:30.
Sarai tu il vincitore di oggi? Possiamo adesso sederci, prendiamo posto sulla sedia e torniamo per un attimo sulle caviglie che non avevamo ancora mobilizzato durante gli esercizi di riscaldamento. In particolare andiamo a lavorare sulla flessio estensione, quindi a distendere e portare le punte verso di noi. Per farlo allontaniamo un pochino i piedi dalla sedia così da avere le gambe leggermente distese e proviamo a tirare sulle punte, piedi a martello, avvicinarle il più possibile al nostro corpo per poi andare a distenderle giù, perfetto, e portarle invece il più possibile distese. E ripetiamo, quindi alterniamo punte distese, punte verso di noi. Prima in fuori e poi in dentro, diciamo. I talloni possono stare appoggiati per terra. Adesso, ultimo movimento e posso rilassare. Per sgranchire un po', esatto, posso muovere le punte dei piedi, posso far rimbalzare un pochino i talloni. Continuiamo sempre con delle caviglie, lavoro un piede alla volta, quindi mi concentro in particolare sul piede destro, in questo caso, sollevo il tallone mantenendo la punta a terra, quindi lo porto un po' più vicino alla sedia se ho bisogno, e con il tallone cerco di scendere lateralmente, perfetto, ripasso giù vicino al pavimento e salgo dall'altro lato. Mi vado come a disegnare un cerchio. Faccio scendere il tallone all'esterno, lo riporto vicino al pavimento e lo faccio salire all'interno. Perfetto. Un movimento che all'inizio magari farò un po' fatica, è un po' rigido, e un po' alla volta va a sciogliersi. Prima di cambiare gamba proviamo a invertire il senso di questa rotazione, quindi lo faccio salire all'esterno adesso e scendere all'interno. Attenzione che c'è un verso che ci riesce più facile, e sicuramente uno dei due ci viene quasi naturale, l'altro ci richiederà invece un po' di impegno da farlo. Ok, appoggio, rilasso, se serve sgranchisco un po' la caviglia e cambiamo piede. Come prima, sollevo il tallone, mantengo la punta a contatto col terreno, scendo esternamente col tallone, lo porto vicino al pavimento e lo faccio salire all'interno. Di nuovo vado a disegnare una specie di cerchio. Facciamo qualche movimento in questa direzione e adesso proviamo come prima a invertire il giro, quindi col tallone alto lo faccio scendere all'interno, passa vicino al pavimento e sale all'esterno, e proprio come prima ci sarà un movimento dei due che mi riesce più facile e l'altro che mi riesce più difficile. Ok, rilasso, serve sgranchisco un po'. Okay. Facciamo un ultimo esercizio, sempre per le caviglie, i piedi sono un po' distanti dalla sedia così da essere appoggiati sui talloni, le punte sono su, porto entrambe le punte da un lato, le faccio scendere, per poi tornare sul dritto e farle scendere giù dall'altro lato. Alterno quindi la discesa a destra, punte su, discesa a sinistra. Di nuovo
Ci sarà un lato in cui il piede scende più facilmente, l'altro che fa più fatica, è normale. Ok, e posso rilassare di nuovo, magari sgranchisco un pochino, riporto i piedi vicino alla sedia e continuo a fare qualche piccolo esercizio per le caviglie e per i muscoli qui delle gambe. In particolare adesso vado con una gamba alla volta a sollevare il tallone e spingere. Arrivato su, scendo e salgo con l'altro piede esattamente, per poi alternare questo movimento in cui salgo prima con il tallone destro e poi col tallone sinistro, come fare step. Non mi interessa che sia una cosa veloce, non stiamo correndo, provate a prendere un ritmo e a mantenerlo per qualche movimento. Se dà fastidio al polpaccio, provate a spingere un pochino meno con la punta verso terra. Se invece sentite che i muscoli lavorano senza problemi, provate a non solo a sollevare il tallone, ma anche a spingere con la punta giù verso il pavimento. Ok, rilasso. Sciolgo un pochino e adesso cerco sempre di avere una posizione ben stabile sulla sedia, quindi se c'è bisogno indietreggio un pochino sulla seduta così da avere tutte le gambe in appoggio. Le mani possono anche aiutarsi tenendo la sedia, anche se non è necessario, ma se mi dà più stabilità mi posso tenere sulla sedia. Un piede, una gamba alla volta, anzi andiamo a distendere la gamba sollevando un pochino il piede davanti a noi e poi lo riportiamo giù e alterniamo come prima la gamba destra, poi la gamba sinistra. Andiamo a distendere anche parzialmente la gamba davanti a noi. Non è necessario portarla completamente distesa se sentiamo fastidio sul ginocchio o se c'è troppa tensione dietro alla gamba, dietro al ginocchio. Se invece questo movimento ci riesce relativamente semplice, possiamo, una volta che abbiamo disteso la gamba, provare ad avvicinare la punta del piede al nostro corpo, quindi tenere su bene il piede a martello, così da aumentare un pochino l'intensità di questo esercizio. Ancora qualche ripetizione. E giù, e rilasso. Adesso abbiamo iniziato a usare anche qua i muscoli più alti delle cosce, quindi alla fine di questo esercizio possiamo con le mani andare a massaggiare le cosce, la muscolatura, un automassaggio che aiuta a far circolare il sangue e smaltire un po' la fatica. Siamo pronti adesso per il prossimo esercizio. Sempre un piede alla volta, lo andiamo a staccare da terra cercando di sollevare un pochino il ginocchio. Lo riporto giù e vado a sollevare l'altro piede. Come in una marcetta, alterno gamba destra e gamba sinistra. Come prima, se mi dà stabilità, posso con le mani appoggiarmi e tenermi sulla sedia. Senza fretta, cerco di prendere un ritmo e mantenerlo costante. Non è necessario sollevare tantissimo il ginocchio, basta anche poco da terra. Ancora qualche ripetizione. Magari ci accorgiamo che oltre alle gambe stiamo lavorando anche con gli addominali, con i muscoli qua della pancia. Ok, appoggio entrambi i piedi, rilasso. Mi posso portare un po' in avanti se
sento che la schiena ha iniziato a lavorare, a faticarsi un pochino. Continuiamo sempre progredendo anche come difficoltà dell'esercizio, lavorando sempre un piede alla volta, quindi una gamba prima e poi l'altra. Lavoriamo come se avessimo un piccolo ostacolo di fianco al nostro piede, come se ci fosse, che so, una scatola di scarpe. L'esercizio che facciamo adesso è provare a scavalcarla, quindi sollevare il piede e appoggiarlo di fianco al nostro piccolo ostacolo, per poi tornare indietro. Perfetto. Non lo trasciniamo per terra, altrimenti colpiremo la scatola o faremo cadere la bottiglietta d'acqua. Lo scavalchiamo e torniamo indietro. Ogni volta che abbiamo scavalcato e la punta tocca terra, torna subito indietro. Quando abbiamo i piedi pari possiamo fermarci un secondo e poi ripetere. Cerchiamo sempre di avere il busto dritto, quindi se sentiamo che cadiamo di lato, superiamo un ostacolo un po' più basso piuttosto che cercare di scavalcare una montagna e poi trovarci molto scomodi tutti indietro. Ultimo movimento e stop. Di nuovo piedi pari, posso cambiare lato. Spostiamo il nostro ostacolo immaginario dall'altro lato e come prima solleviamo e apriamo la gamba lateralmente. Non trascino il piede per terra, altrimenti andrei a colpire il mio ostacolino. Sollevo. Come prima non è necessario sollevarla molto, si può anche immaginare di superare un ostacolo basso, così l'esercizio diventa un po' meno impegnativo e ci permette di stare comunque dritti con la schiena. Ancora qualche ripetizione e appoggio. Abbiamo ancora un po' aumentato l'intensità, adesso sentiamo sia le cosce che lavorano, che gli addominali e anche qui di lato inizia a farsi sentire un pochino il nostro movimento. Come ultimo esercizio possiamo prendere bene tutta la seduta che ci consente la sedia e andare anche, volendo, a toccare con la schiena sullo schienale. Quello che vogliamo fare è non tanto rilassarci come se fossimo in poltrona, cercare sempre di stare un pochino attivi, un po' dritti. Proviamo però a distendere questa volta entrambe le gambe contemporaneamente. Quindi andiamo a staccare entrambi i piedi da terra e li portiamo su dritti davanti a noi, per poi scendere lentamente, toccare terra e ripetere. Come prima, non è necessario distendere del tutto la gamba se sentiamo che questo movimento è fastidioso, possiamo anche alzarli un pochino da terra. Se invece sentiamo che questo movimento non ci dà problemi, non ci dà fastidio, possiamo distendere del tutto la gamba e provare a portare le punte dei piedi su belle alte, tenendo il piede a martello. Ancora qualche ripetizione. E poi rilassiamo e appoggiamo. Abbiamo lavorato con quest'ultimo esercizio molto qui sulle cosce, quindi possiamo fare un breve automassaggio per far circolare il sangue qui dove sentiamo che è più affaticato il muscolo. Ecco il quiz di questa settimana. Ascolta bene, annota quante più informazioni possibili e poi telefona al 335 5419 388 il venerdì dalle 13:30 alle 14:30. Sarai tu il vincitore di oggi? Continuando a salire perché stiamo andando a ritroso, un bel esercizio per le spalle che coinvolge sempre la postura, perché cercheremo di farlo rimanendo seduti il più possibile composti, senza abbandonarci allo schienale come quando guardiamo la TV.
Iniziamo con entrambe le braccia lungo i fianchi e col gomito leggermente piegato, quindi senza essere dritti rigidi con le braccia in avanti, ma piuttosto rilassati, piegando un pochino il gomito. Solleviamo le mani lentamente a lato, raggiungiamo l'altezza delle spalle, poi ci possiamo fermare e le spostiamo entrambe in avanti, esattamente davanti a noi, per poi farle scendere giù frontali. Torniamo quindi alla posizione di partenza con le mani lungo i fianchi e ripetiamo invertendo il giro. Questa volta salgo davanti, perfetto, e poi apro di fianco. Alla fine scendo giù sempre lateralmente. Di nuovo salgo di lato, arrivo all'altezza delle spalle e mi sposto in avanti. Arrivo davanti, scendo davanti. Cerchiamo di farlo lento il movimento, sia a salire che scendere. Riparto salendo davanti e poi allargo lateralmente. Faccio il giro una volta in un verso, una volta nell'altro e poi scendo. Sempre lentamente. Allargo le braccia, le porto all'altezza delle spalle, arrivato, le faccio scorrere in avanti come se avessi un tavolo e ci appoggio sopra le mani, per poi farle scendere davanti a me. Di nuovo salgo davanti, questa volta mani all'altezza delle spalle, allargo di lato e faccio scendere giù lentamente. Ancora una volta, lentissimo, visto che è l'ultimo, lo facciamo lento, 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 lento. Più lento lo faccio, più diventa impegnativo. Porto le braccia davanti. E ultima discesa, sempre lenta, davanti a me, che mi riporta le braccia lungo i fianchi. Ok, rilasso, sgranchisco un po' e propongo adesso un altro esercizio per allungare un po' la schiena, visto che anche in questi due ultimi esercizi l'abbiamo utilizzata. In particolare lo facciamo con una torsione del busto per aiutarci, quindi per non lavorare con i muscoli che vogliamo allungare, quelli della schiena e dell'addome. Ci aiutiamo usando le braccia e le mani. Metto la mano sul ginocchio opposto e poi, posso farlo da questo lato, mano sul ginocchio opposto, e poi con la mano tiro in modo da portare la spalla in avanti e ruotare il busto. Una volta che sono di lato, sento che si allunga la schiena, posso rilassare e tornare in avanti. Cambio lato, mano sul ginocchio opposto, tiro con la mano e ruoto le spalle. Rilasso, torno frontale. Mi posso aiutare in questo movimento quando porto la mano sul ginocchio opposto e ruoto da quel lato, mettendo l'altro braccio, se sono molto mobile, sullo schienale. E anche questa mano mi aiuta a ruotare le spalle. Torno frontale, lo ripeto. Dall'altro lato, mano sul ginocchio opposto, tira, perfetto. L'altra mano dietro sullo schienale mi aiuta a ruotare. E rilasso tornando frontale. Bene, gli ultimi 10 minuti più o meno che abbiamo a disposizione li utilizziamo per fare un po' di esercizi per le gambe, ma soprattutto esercizi di allungamento. Quindi quello che proviamo a fare adesso è andare a distendere, ci spostiamo un pochino avanti lungo la sedia, quindi siamo al bordo della sedia, attenzione ad avere sempre un po' di stabilità, a non cadere giù, distendiamo le gambe davanti a noi e lentamente
con le mani andiamo a scendere giù lungo le gambe. Avviciniamo le mani, le portiamo giù verso le caviglie e sentiamo che si allunga un pochino la schiena. Senza sentire fastidio o male, scendo fin dove riesco e poi mi fermo. Cerco di rilassarmi un po' e mantengo questa posizione per 3-4 respirazioni complete. Anche in questa posizione sto allungando la schiena e un pochino le gambe, le sento qua dietro. Questa posizione non è comodissima le prime volte che la proviamo, quindi rimaniamo quello che riusciamo e dopo 3 o 4 respirazioni complete, possibilmente belle profonde, andiamo con le mani a camminare su lungo le gambe, quindi torniamo pian pianino con le mani alle ginocchia e ci aiutiamo a spingere su le spalle, sempre per non sforzare la schiena. Torno seduto e vado adesso invece a lavorare sul bacino. Una gamba alla volta la utilizzo per aprire esternamente, quindi mi posso aiutare con le mani, è un esercizio di allungamento, non è un esercizio in cui impiego la forza. Apro il ginocchio e il piede da un lato, lo appoggio e se sono molto mobile con la mano spingo un pochino il ginocchio all'esterno, sento che si allungano i muscoli della coscia qui davanti, mantengo la posizione. Tre belle respirazioni complete, profonde, ci aiutano a darci il tempo dell'esercizio e anche a respirare e rilassare la muscolatura. Dopo le 3 respirazioni mi aiuto con la mano, riporto il ginocchio e il piede davanti, pari con l'altro, e allargo dall'altro lato. Come prima, allargo e se mi sento bello mobile, con la mano posso spingere il ginocchio all'esterno, aumentare ancora un po' l'ampiezza e quindi l'intensità di questo esercizio. Cerchiamo sempre l'allungamento, mai il fastidio o il dolore in questi esercizi. 3 belle respirazioni complete. Quando ho finito mi aiuto con la mano, torno con i piedi pari e proviamo adesso un ultimo esercizio di allungamento per le gambe. Sempre con le mani mi posso aiutare, cerco di prendermi la caviglia e portarla, se riesco, all'altezza, accavallando all'altezza del ginocchio. Perfetto. Questo va benissimo. Questo esercizio è un pochino più impegnativo, per qualcuno può essere sufficiente accavallare in questo modo, è già un esercizio che allunga la muscolatura qui e che quindi è un esercizio che già richiede un certo impegno. Per chi invece si sente molto mobile e soprattutto non ha problemi alle anche, può avvicinare la caviglia al ginocchio e accavallare le gambe in questo modo. In questo modo diventa molto più impegnativo l'esercizio, non è obbligatorio farlo ovviamente, e si allunga molto di più la coscia e il gluteo della gamba che stiamo sollevando. Anche in questo esercizio 3 respirazioni complete. E poi, sempre aiutandomi con le mani, riappoggio giù il piede e ripeto dall'altro lato. Se riesco, a cavallo, portando un ginocchio sopra l'altro. Già questo esercizio può essere sufficiente come allungamento. Per chi è molto elastico invece può portare la caviglia sul ginocchio, si sente che si allunga la coscia e il gluteo esternamente, mantengo la posizione, 3 respirazioni complete. Quindi per 3 volte, anche se sono un po' in tensione, cerco di inspirare, fare una bella respirazione profonda, riempire i polmoni e poi lasciare che l'aria naturalmente esca.
Dopo 3 respirazioni mi aiuto sempre con le mani se serve e riappoggio giù il piede a terra. Andiamo verso la fine e concludiamo con 2 esercizi di stretching per il collo qui dietro, e quindi stando seduti possibilmente con la schiena dritta abbassiamo il capo in avanti, andiamo con lo sguardo giù verso le ginocchia, verso la sedia, e quando avviciniamo un pochino il mento al petto ci fermiamo in posizione. Siamo un po' compressi, ci ricordiamo di respirare. Quindi di nuovo proviamo a fare 3 belle respirazioni complete. Stiamo allungando i muscoli del collo posteriormente. Finito l'esercizio posso con una mano aiutarmi a sollevare il capo e tornare su frontale. Sempre per la testa e per il collo lavoriamo lateralmente questa volta, quindi sempre stando dritti con le spalle rilassate, lascio che la testa si inclini un po' di lato, che vada giù lateralmente, le spalle sono sempre rilassate, e allungo i muscoli del collo qua a lato. Come prima, 3 respirazioni complete. Cercando di fare il più possibile un'ispirazione profonda, quindi riempire bene i polmoni di aria. Per risalire con la testa posso sempre aiutarmi con una mano, riporto la testa su verticale e scendiamo adesso dall'altro lato, sempre per fare un esercizio a destra e un esercizio a sinistra. Scendo con la testa di lato, avvicino l'orecchio alla spalla, mantengo sempre entrambe le spalle rilassate, che stiano giù senza sforzo. Quando sento che il collo è in allungamento mi fermo e mantengo la posizione. 3 respirazioni complete. Con una mano, quando ho finito, posso aiutarmi a risollevare il capo e tornare su frontale. Questo era l'ultimo esercizio che avevo preparato per voi oggi. Io, come al solito, vi ringrazio che era qui. Grazie, sono contenta di essere qui. Mi fa molto piacere. Tanto contenta, sei bravissima. E vi do appuntamento a voi e anche Sì, a lei la vengo, prossima settimana. Allora ancora alle ore 11. Ciao a tutti. Grazie.